Lo scenario che preoccupa un po' potrebbe essere l'impennata dei costi degli alimentari per effetto della siccità. Noi siamo grandi consumatori di verdure, consumiamo molta frutta e molta verdura e se continua questo momento di siccità e i prezzi vanno come è normale, come è sempre capitato alle stelle, questa non sarà un impatto come energia, però ho la preoccupazione che rispetto alle nostre previsioni di bilancio lì avremo dei costi che vanno alle stelle. Il rischio è che questi costi vengano poi scaricati sulle rette a carico delle famiglie, come è avvenuto per il caro energia. L'aumento medio regionale è stato di circa 3 euro giornalieri, nonostante a livello nazionale sia stato erogato alle IPAB un contributo del governo di 5 milioni di euro. In questo momento credo che agli enti vada reso merito di essere riusciti a contenere molto le rette. Se voi ricordate parlavamo di oltre 10 euro a febbraio-marzo, io credo che gli amministratori e i direttori sono stati bravissimi a contenere le rette nell'ordine di qualche euro. Eppure per gli istituti per anziani c'è un altro problema ancora più rilevante rispetto agli aumenti dei costi energetici e che colpisce in particolare la provincia di Vicenza. Il più grande problema è la carenza di personale. E se guardiamo il panorama regionale, Vicenza sta pagando il prezzo più alto perché Vicenza è proprio la provincia dove negli ultimi 3 anni non siamo riusciti a fare 7 corsi per operatori sociosanitari. Quindi Vicenza, oggi come oggi, nell'intera provincia mancano almeno 300 operatori. E questo è un grande problema perché sono la prima risorsa